cambia il teatro delle finali regionali di Under 14, quest'anno Limena in provincia di Padova, ma non la vincitrice. Il titolo regionale va ancora a San Donà, che con un 3-0 secco batte l'Altavilla Vicentina e stacca il biglietto per le finali nazionali di Napoli. È stata una bellissima esperienza. E è stata un po' dura, soprattutto la finale, che è stata molto combattuta, però per il resto siamo riusciti ad andare sempre bene. Siamo tutte venute qua, ce l'abbiamo messa tutta, non sapevamo come sarebbe andata perché anche questa squadra non l'avevamo mai incontrata prima. Però siamo soddisfatte di questo 3-0, anche se all'inizio siamo un po' partite male e poi ci siamo riuscite subito a riprenderci. È il frutto del lavoro non di Paolo Silvestrini, ma è il frutto del lavoro di altri allenatori che magari rimangono nell'ombra, l'Under 11, l'Under 12, l'Under 13, poi in Under 14 si raccoglie, diciamo, un po' il lavoro di tante altre persone che all'ombra lavorano, eccetera. Quindi è il lavoro comunque di tutti. Su San Donà, in particolare in Under 14, è il caso di spendere una parola in più. Con questo titolo regionale la GS diventa l'unica società in Italia ad aver partecipato a 7 edizioni consecutive della finale nazionale di categoria. Abbiamo uno staff ad alto livello e così anche noi facciamo nel territorio una piccola selezione per poter esprimere la miglior pallavolo nella zona del San Donatese. Devo fare i complimenti sia a livello personale ma anche come comitato regionale, perché questa società sta lavorando da tantissimi anni in maniera egregia a livello giovanile. Come avete ricordato, sono 7 le partecipazioni alla finale nazionale e quindi anche oggi ha dimostrato veramente di avere delle qualità a livello di società, a livello di allenatori e anche veramente a livello di ragazze. Le sconfitte dell'Altavilla portano a casa un secondo posto, comunque molto positivo. Questo era sicuramente il massimo risultato possibile in questa stagione. Le ragazze sono state bravissime fino a qua. Oggi si sapeva che sarebbe stata dura, San Donà ha una buonissima tradizione. Noi ci abbiamo provato, peccato che secondo me non abbiamo fatto tutto quello che potevamo, però sul campo i valori si sono visti, peccato. Oggi sapevamo di andare contro una squadra molto forte, soprattutto dotata fisicamente rispetto a noi. Noi dopo aver vinto le provinciali abbiamo cercato di arrivare più in fondo anche alle regionali. Oggi ci siamo impegnate, però secondo me potevamo giocare meglio per ottenere anche magari un miglior risultato. Noi in allenamento ci siamo impegnati veramente tanto, però in partita abbiamo dato quello che possiamo, ma in questa partita era davvero difficile poter vincere. Loro erano molto più dotati fisicamente e anche loro si sono più preparate bene di noi, perché loro fanno anche più di 3 allenamenti. Noi siamo felicissime di essere arrivate fin qua perché non ce l'aspettavamo proprio e soprattutto la semifinale abbiamo giocato una bella partita e le nostre allenatrici, le mie compagne, tutti sono soddisfatti, soprattutto le nostre allenatrici. Ed infine ecco la società di casa, il Pulpatavium, che domenica scorsa ha vissuto la giornata più importante a livello giovanile della stagione. È una giornata appunto importante anche perché abbiamo appena conseguito il titolo Under 13 provinciale, che è uno dei risultati che ci dà ancora più carica sia emotiva che comunque da un punto di vista progettuale, perché veniamo da un'annata abbastanza positiva, abbastanza perché abbiamo conseguito un terzo posto Under 18, un secondo posto Under 16 e questo titolo provinciale Under 13 ci dà comunque appunto una ottima base di prospettiva per quello che è il futuro.